Massacrò a coltellate Vincenza Saracino a Canizzano. Il 33enne Luigi Nasato resta in Venezuela e il paese sudamericano nega l'estradizione. Il legale della famiglia della vittima sono ancora tutti sconvolti. Omicidio e suicidio di Lamon. Poco prima dell'orrore la madre del 17enne aveva denunciato il marito con il quale era separata per le violenze subite. Tensione alle stelle in casa, poi la furia dell'uomo abbattutasi sul giovanissimo. 60enne finisce con le gambe sotto le lame della moto zappa mentre lavora sul terreno a Sernaglia della Battaglia. Gravi ferite, l'uomo in ospedale. 3 aggressioni subite fino alla reazione quando li ha rincorsi per strada. Il racconto del titolare del kebab di via Roma. Violenze e minacce, abbiamo paura. Caso OnlyFans, Elena Maraga licenziata per giusta causa dall'asilo parrocchiale, l'ha raccontato alla Zanzara e si dice pronta a fare ricorso, intanto incassa la solidarietà politica di Più Europa. Lavori di messa in sicurezza idrogeologica sul Piave a Fagarè di San Biagio di Callalta, tra l'altro sponde in roccia per impedire l'erosione durante le piene. Per il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, ricostruzioni fantasiose quelle che vedono l'accordo sul segretario regionale della Lega come candidato governatore e Marcato avverte no a giochi di potere. La salma di Papa Francesco traslata a San Pietro sabato mattina a Roma dalla Marca non solo i volontari della protezione civile ma anche migliaia di giovani che avevano programmato in questi giorni la visita per il giubileo degli adolescenti. Dopo il fantastico ottavo scudetto conquistato ieri sera al Palaverde, le Pantere dell'Imoco già pensano alle Final Four di Champions tra 2 settimane. E sabato alle 22 su Antena 3 in esclusiva la finale di Coppa del Re spagnolo, una partita da non perdere che mette una di fronte all'altra le rivali per antonomasia del calcio mondiale. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano la cronaca, uno degli omicidi più efferati degli ultimi anni che ha sconvolto la Marca, quello di Vincenza Saracino a Canizzano. Il Venezuela ha negato l'estradizione di Luigi Nasato, il 33enne colpevole di aver massacrato a coltellate la donna e che verrà processato nel paese sudamericano. L'omicidio il 2 luglio 2024. Vincenza Saracino, 50 anni, è stata uccisa barbaramente a coltellate. Il presunto assassino, Luigi Nasato, 33 anni, con la doppia cittadinanza, è scappato in Venezuela dove verrà processato. La Corte di Cassazione del paese sudamericano ha detto no alla sua estradizione in Italia. È questo l'epilogo di un iter giudiziario iniziato dopo l'identificazione dell'uomo accusato di omicidio volontario a cui la Procura di Treviso aveva aggiunto l'aggravante dei futili motivi. La decisione di negare l'estradizione nel nostro paese, ha spiegato il procuratore della Repubblica Marco Martani, è stata comunicata alle autorità italiane soltanto in queste ore. Il diniego al trasferimento del principale sospettato è legato al suo status di cittadino venezuelano, che viene considerato prevalente rispetto al possesso del passaporto italiano. Un epilogo che è nell'ordine delle cose, ha spiegato Martani. Nell'area Schengen i problemi sono superati dal mandato di arresto europeo, ma ben pochi paesi fuori dall'Europa acconsentono all'estradizione di un proprio cittadino. Le autorità venezuelane si sono limitate a comunicarci l'intenzione di processare Nasato in Venezuela sulla scorta del fascicolo di indagine che trasmetteremo alla locale procura. Se non fosse sufficiente siamo pronti a predisporre una rogatoria internazionale per far sentire eventuali testi ritenuti fondamentali per l'esito del provvedimento. Le ultime immagini di Vincenza la riprendono in sella alla sua bici proprio accanto al 33enne. Insieme percorrono la strada, entrano nel casolare abbandonato in via Maleviste a Canizzano, ma poi ad uscire è solo lui, perché Vincenza è a terra, uccisa con diverse coltellate. Il 33enne è scappato il giorno dopo il delitto. Prima aveva fatto tappe in Spagna, poi era volato verso il suo paese d'origine. Movente del delitto sarebbe un risentimento che provava nei confronti della vittima. Nasato è stato scoperto a circa un centinaio di chilometri dalla capitale dagli agenti dell'Interpol. Per lui è scattato l'arresto. La famiglia della vittima è ancora molto provata. Moltissimo. Credo che non abbiano superato ad oggi il trauma e forse non lo supereranno mai. Il fatto che non sia stata concessa l'estradizione era prevedibile, spiega l'avvocato Fadalti. Non è stata una sorpresa. Aspetteremo l'operato della giustizia venezuelana che per l'appunto dovrebbe celebrare lì il processo. La disciplina processuale è in larga parte simile alla nostra, quella era in vigore fino al 1988, è prevista in linea astratta la costituzione di parte civile, non so quali saranno le determinazioni della famiglia.
Un grave incidente nel pomeriggio a Sernaglia della Battaglia. Stava eseguendo con la motozappa dei lavori per l'orto nel fondo di sua proprietà quando all'improvviso ha perso la presa ed è rimasto incastrato con entrambe le gambe sotto le lame della macchina agricola. L'incidente alle 16:30 in via Fontigo, vittima un 60enne che è stato subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con l'automedica. L'uomo ricoverato all'ospedale di Conegliano ha riportato serie e gravi lesioni alle gambe, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto per accertare la dinamica anche i carabinieri. A Treviso adesso con le parole di Halil Merali, il 40enne di origine turca, titolare del kebab di via Roma, aggredito, picchiato, minacciato di morte, 3 aggressioni subite fino a quando ieri li ha rincorsi per strada. Parliamo della gang di magrebini che lo ossessiona ormai da tempo, tanto che dice ormai viviamo nella paura. Ogni giorno la passa da qui, mi fa così, come che ti taglio la testa. Anche ogni giorno succede questa la cosa. Uno dei malviventi è immortalato mentre mima il segno di un coltello al collo. 3 le aggressioni in pochi giorni. Lui è Hilal Meral, titolare dell'Istanbul City di via Roma, picchiato, minacciato da alcuni magrebini. Una situazione insostenibile. Sulla fronte, ben visibile, ancora il taglio di un colpo con un coccio di una bottiglia che gli hanno inferto. E ogni volta lui presenta una denuncia. In queste ore è l'ennesima alle forze dell'ordine. Ma nulla è cambiato, ci racconta. Io ho paura, la mia moglie ha la paura, non esce da solo. Io sempre devo accompagnare la mia moglie e devo lasciare il lavoro, devo accompagnare la mia moglie che ha la paura per portare il bimbo al parco. Cosa devo fare ora? Già terza volta che lei ha fatto la denuncia, il suo fratello 2 volte che ha fatto la denuncia. Oggi vado, di nuovo faccio la denuncia con questi. E uno che mi mostra il coltello, cosa devo fare con questi? Passano davanti alla vetrina e gli mostrano un coltello, ci racconta. Se la sono presa addirittura con il figlio, un bimbo di appena 19 mesi. Ero qui con la mia moglie, con il mio bambino, era qui il mio bambino che 19 mesi, che correva qui avanti e indietro. Erano tutti e 2 Yassin, anche con suo fratello, e che passavano qui. Yassin attraversava la strada, il suo fratello è arrivato qui, avanti da tutti, gli ha dato la botta anche. C'era un cliente, un nigeriano, se non sbaglio si chiama la Musa, che ha visto tutto. A cui ha dato la botta il mio fratello, il mio bambino piccolo, non gli ha detto niente. È andata 5-6 metri, è ritornata, cominciava a parlare arabo, è venuto sputato il mio addosso, ha tirato un pugno a me. Ogni giorno la situazione si ripete, che il clima sia ormai incandescente lo testimonia l'ultimo episodio, quello dell'altra sera con Meral, che esasperato ha dovuto rincorrere i 2 molestatori con una spranga. Poi sono intervenuti carabinieri e polizia. Cosa posso chiedere? Io non ho la sicurezza, mi minacciano con la mia vita, mi minacciano con il mio bimbo. Io non ho la sicurezza per questa qui, io sono qui per il lavoro, non sono per spacciare, non sono per dare il danno, non per qui rompere a tutti, io sono qui per il lavoro, non ho la sicurezza, io chiedo questa la cosa. Io domani ho l'avvocato, anche domani vado anche il mio avvocato per parlare, per mandare un mail al ministero. Dobbiamo fare qualcosa, così non posso andare avanti. Un caso, quello del titolare del kebab, che torna a far esplodere la tensione tra Fratelli d'Italia e Lega. Parliamo della polemica di questi giorni sui negozi etnici in città. I meloniani avevano proposto limitazioni all'esercizio, una partita che però si può giocare solo su scala nazionale. La Lega si difende richiamando, come sappiamo, all'ordine l'assessora Vettoretti. E adesso si cerca di ricomporre una frattura che è evidente mentre il PD attacca. Introdurre regolamenti per limitare le aperture significa subire e poi perdere, come è accaduto in altre città, i corsi al TAR. Si dice rammaricata con queste parole l'assessora alla città produttiva Rosanna Vettoretti, finita ancora nell'occhio del ciclone. La polemica riguarda la sicurezza in città ed è nata da un'iniziativa proposta da Fratelli d'Italia, partito di cui peraltro Vettoretti è esponente in maggioranza, ed è quello di rivedere i regolamenti che indirizzano il commercio per limitare il proliferare di negozi etnici, accusati
accusati dai meloniani di essere attrattivi, di degrado e sbandati. Gli ultimi fatti di cronaca in via Roma, si dice in città, ne sono un esempio. Dura la posizione di Christian Schiavon. Mi dispiace apprendere dalla stampa queste proposte, commenta il capogruppo della Lega, dato che già mesi fa avevo chiesto di controllare l'operato di certe attività commerciali, ma nulla è stato fatto. Si incrinano quindi nuovamente gli equilibri già precari tra gli alleati in giunta. L'invito del leghista si unisce a quello del sindaco Mario Conte, che chiede al circolo dei meloniani di essere più aperti e confrontarsi prima con l'assessore di reparto. Dispiace che un alleato di governo, invece di accogliere il nostro contributo, preferisca banalizzarlo con sarcasmo, tuona Marina Bonotto, presidente del circolo cittadino dei meloniani. Che i rapporti in maggioranza siano tesi si sa da tempo, ma sempre si è trovata una mediazione che al momento pare non esserci. La richiesta di Schiavone è stata chiara: invece di continuare in questo modo sarebbe meglio sedersi attorno a un tavolo e discutere. Quello che viene fatto in questi termini è solo grazie alla polizia locale. Egli fa eco Vettoretti, che nonostante le attuali distanze tra i partiti alleati concorda con il leghista, ribadendo il grande lavoro dei vigili, che svolgono controlli sui generi alimentari venduti, la tracciabilità dei prodotti e lo smaltimento dei rifiuti. Ma per essere realmente incisivi su questi termini, le questioni devono essere portate sui tavoli istituzionali, soprattutto su scala sovracomunale. Silenzio stampa dai fratelli, mentre l'opposizione richiama all'ordine. Ma se siamo in questa situazione dovrebbero sapere le motivazioni, visto che hanno l'assessore alle attività produttive, quindi piuttosto di occuparsi di slogan, di proposte demagogiche che non sono attuabili, perché il TAR spesso ha già detto che non sono soluzioni applicabili, dovrebbero pensare come rilanciare la sicurezza, garantire la sicurezza e rilanciare un commercio di qualità in tutta l'area della stazione di Treviso. Il caso OnlyFans, parliamo della maestra d'asilo Elena Maraga, che alla Zanzara ieri sera ha rivelato di essere stata licenziata, pronta però a fare ricorso, e intanto incassa anche una prima solidarietà politica. La novità è il licenziamento ufficiale da parte della scuola. Cioè tu sei stata licenziata oggi? Sì. Cioè, ma ti è arrivata proprio una lettera? Una lettera. Una mail? Esatto. Come funziona? Una raccomandata. Una raccomandata. Sì. Ti è arrivata una raccomandata in cui c'è scritto? Licenziamento per giusta causa. Elena Maraga, la 29enne maestra di un asilo parrocchiale trevigiano, lo ha annunciato al programma La Zanzara di Radio 24. Non è più solamente sospesa dal suo impiego per aver aperto un profilo sul sito OnlyFans, ma è stata formalmente licenziata con motivazioni presto dette. C'è scritto di nuovo questa cosa del profilo OnlyFans, del fatto che comunque è stato incrinato il rapporto di fiducia tra la scuola e il dipendente. Attività su OnlyFans incompatibile secondo la parrocchia con i valori di ispirazione cattolica insegnati all'asilo. Licenziamento che ora la giovane insegnante intende impugnare, definendo il provvedimento ingiusto al 100% e rivelando anche come sarebbe esploso il suo caso. Ho avuto finalmente la conferma e le prove che tutto è nato da questo uomo, questo padre di questo bambino. Cioè il padre di un tuo alunno? Esatto. Cioè il padre di un tuo alunno che si è iscritto al mio canale OnlyFans, ha comprato determinati contenuti, li ha innanzitutto condivisi in un gruppo di calcio, di calcetto. La compagna l'ha scoperto e indignata ha scritto un post su Facebook, ha fatto un casino sui gruppi quelli lì delle mamme. Si è indignata perché non ha avuto, diciamo, l'appoggio che cercava e quindi ha fatto il casino. Una faccenda di gelosia secondo la 29enne, che sottolinea come a fronte di 3-4 mamme indignate ce ne siano state decine che, vista la professionalità dimostrata con i bambini, si erano schierate con lei. E un pieno sostegno arriva anche dal partito Più Europa, che si schiera con la modella ed educatrice parlando di caso da manuale di moralismo ipocrita. Elena Maraga non è stata licenziata per aver fatto male il suo lavoro, sottolinea il presidente Matteo Helisi, ma per aver infranto un tabù sociale. Questo licenziamento è una forma di discriminazione travestita da tutela educativa. Una nuova fase di maltempo interesserà il Veneto e anche la Marca nei prossimi giorni. Il meteo regionale comunica infatti che già dalle ore di oggi e fino a venerdì il tempo risulterà a tratti instabile per il passaggio di un paio di impulsi perturbati, previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, specialmente sulle zone centro-occidentali di Prealpi e Pianura, dove potranno risultare localmente intense con forti rovesci. Sulla base delle previsioni del meteo, il centro funzionale
decentrato della Protezione Civile regionale informa che fino alle 16 di domani è stata dichiarata la fase operativa di preallarme arancione per criticità idrauliche nel bacino Po, Fissero, Tartaro, Canal Bianco e Basso Adige, riferita all'asta del fiume Po, dove è in corso, come sappiamo, un evento di piena. Criticità invece gialla, fase di attenzione per Alto Brenta, Bacchiglione Alpone e bacino Basso Brenta, Bacchiglione, riferite in quest'ultimo caso al fiume Muson dei Sassi. A proposito di maltempo, e abbiamo purtroppo raccontato del maltempo la scorsa settimana con la tragedia anche vissuta nel Vicentino, andiamo a San Biagio di Calalta, a Fagarè, per parlare di sponde in roccia per impedire l'erosione durante le piene e anche un intervento che riporterà il fiume nel corso originario all'altezza dell'Ansa di Via Argine Piave. Parliamo proprio del Piave con i lavori del cantiere a Fagarè. Alcuni interventi sono già stati realizzati, uno per un importo di quasi 2 milioni di euro verso Sant'Andrea di Barbarana, poi vediamo alle nostre spalle questa sponda che è stata rinforzata, in cui dopo il 2020 il Piave aveva eroso molto questa zona, e anche invece questa qui più avanti, dove appunto oggi è stato realizzato, quindi è in corso di realizzazione, stanno per finire i lavori per un importo di 300.000 euro, un intervento di somma urgenza di questa appunto lingua che cerca di deviare almeno parzialmente il corso del fiume Piave. Sicurezza idrogeologica del Piave, il punto dei lavori a Fagarè di San Biagio di Callalta, alcuni già fatti o in corso di realizzazione, il più importante in fase di progettazione, un'opera da 2 milioni di euro che prevede di ripristinare il corso naturale del Piave nell'area dove ora è sorto un bosco e dove il fiume ha creato un'ansa. Quest'ansa sta erodendo e sta avvicinandosi alle abitazioni, e quindi, come stiamo intervenendo anche da altre parti, rinaturalizziamo il corso del Piave ridandogli la strada che aveva una volta. Ora il fiume si sta pericolosamente avvicinando all'abitato. Questo intervento ridurrà in maniera significativa l'erosione della riva, che si è accentuata nelle ultime grandi piene del Piave, nel 2018 con Vaia, nel 2019 con l'Acqua Granda ed ancora con la piena del 2020. Sono molti gli interventi effettuati sul Piave, ma il fiume rimane ovviamente il corso d'acqua più a rischio del Veneto. Lo ha ribadito anche oggi l'assessore alla Protezione Civile regionale e all'ambiente Bottacin, e ovviamente il tema è sempre quello, le Grave di Ciano. Dal Bellunese alla Foce sono stati o sono in corso di realizzazione tutta una serie di interventi per la messa in sicurezza del Piave, ma finché non verrà realizzato un bacino di laminazione, il Piave continuerà ad essere un fiume ad alto rischio, il più a rischio del Veneto. Sul Piave con Vaia abbiamo visto passare a stento 2600 metri cubi di acqua al secondo. Noi stiamo intervenendo per favorire un maggior deflusso dell'acqua, arriveremo a 3.000 metri cubi al secondo con tutti gli interventi che stiamo realizzando anche nel tratto terminale, ma non riusciremo mai a contenere i 5.000 metri cubi al secondo che sono transitati sul Piave nel 1966, provocando esondazione in vari punti. 2000 metri cubi al secondo di portata in più, che in caso di piena eccezionale devono trovare sfogo da qualche parte per evitare un'alluvione devastante. E proprio sul dove e come è nata la querella che da anni vede l'opposizione di un gruppo di comuni dell'area nord della provincia, capeggiati da Crocetta del Montello. Proprio sulle Grave di Ciano, infatti, l'autorità di bacino distrettuale ha individuato l'area per le casse di espansione. Dopo i ricorsi, l'ultima puntata della questione è il commissariamento dell'opera, che ora dovrà essere realizzata dall'autorità di bacino. Ma essendoci una gestione commissariale, questo dovrebbe velocizzare i tempi, proprio in virtù del fatto che il Piave è l'unico fiume in Veneto in cui non è stato realizzato un intervento capace di trattenere quella portata in più che il fiume non è in grado di trattenere. A differenza degli altri fiumi a regime torrentizio del Veneto, continua l'assessore, dal Brenta al Bacchiglione all'Agno all'Adige, il Piave è l'unico a non avere una valvola di sicurezza. Se dovesse arrivare una portata a 5.000 metri cubi al secondo, oggi il Piave inevitabilmente esonderebbe. Non si tratta di pulizia, di alberi, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di una portata doppia rispetto a quella che è transitata a fatica con Vaia, quindi alberi o non alberi comunque uscirebbe.
A proposito di protezione civile, ci saranno anche gli uomini della protezione civile di Treviso e cambiamo argomento. Sabato a Roma per i funerali di Papa Francesco, squadre appunto della protezione civile come molte altre dal Veneto per gestire il flusso delle tantissime persone che saranno presenti anche 3.000 ragazzi e ragazze per il Giubileo degli adolescenti, occasione che consentirà dunque di partecipare all'addio a Papa Francesco. Portare aiuto per essere impegnati nell'assistenza alla popolazione dei pellegrini che si stanno raggiungendo Roma per le esequie del Santo Padre. Era stato annunciato dalla Regione e dal Dipartimento della Protezione Civile. Il Veneto era pronto a partire e così è. I volontari della Marca Trevigiana in prima fila già arrivati a Roma per gestire e controllare il flusso di pellegrini, fedeli e curiosi che giungeranno in città per le esequie di Papa Francesco. È partito il primo contingente della Protezione Civile della provincia di Treviso, è composto da un caposquadra più 3 volontari. Nelle prossime ore saranno in arrivo al campo base che è situato a Roma Centocelle. Questo primo contingente rientrerà domenica 27 in giornata e da domenica 27 fino al 15 di maggio per il momento, e questa è l'indicazione che ci viene richiesta dal Dipartimento, ci sarà un'alternanza di volontari con una squadra sempre composta da 4 uomini ogni 3 giorni. Da Roma a Treviso, in città porte aperte in prefettura, per lasciare un messaggio di cordoglio, un pensiero, un ringraziamento per il Papa. A Roma in questi giorni per il Giubileo degli adolescenti saranno presenti 3.000 ragazzi e ragazze da tutta la diocesi che, zaino in spalla, erano pronti a partecipare all'evento a loro dedicato e alla messa conclusiva del pellegrinaggio con la canonizzazione di Carlo Acutis, il primo santo millennial morto nel 2006 a 15 anni, nonché la possibilità e la speranza di incontrare anche Papa Francesco, occasione che si rivelerà un momento di sentita partecipazione alle sue esequie. Pochi istanti di pubblicità, ma c'è ancora molto di cui parlare. La politica, torneremo a Treviso per un accordo importante tra MOM e il Comune, ecovandali nella zona di San Lazzaro, lo sport e poi nella pagina di Belluno tutti i retroscena del terribile omicidio-suicidio di Lamont. A fra poco. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso con uno sguardo alla politica regionale e alle trattative del centrodestra sempre più febbrili per il dopo Zaia. Si parla di una convergenza nel centrodestra per Alberto Stefani, ma sono dei rumors che vengono rigettati dai vertici regionali di Fratelli d'Italia, mentre c'è chi dalla Lega ammonisce e avverte non ci siano giochi di potere e scambi. Il nome di Alberto Stefani come candidato del centrodestra alle prossime regionali sembra mettere d'accordo Lega e Fratelli d'Italia. Le voci si rincorrono ormai dal 9 di aprile, dopo che la Consulta ha messo la pietra tombale sul terzo mandato di Luca Zaia. Il condizionale però è d'obbligo, non c'è nulla di certo e prima di avere una prova ci vogliono almeno 3 indizi, come si dice. Non commetto ricostruzioni fantasiose, prive di qualsivoglia fondamento, la risposta tranchant di Luca De Carlo, coordinatore regionale Veneto di Fratelli d'Italia, che frena ogni pettegolezzo. Anche dal Carroccio nessuna conferma. Sono rumors e vedremo. Quello che a me spaventa è l'ipotesi che leggiamo oggi sui giornali e che ci sarebbe in cambio della candidatura di Alberto Stefani le candidature dei comuni capoluogo di Venezia, Padova e Verona. Se questo fosse vero sarebbe demenziale, cioè, lo dico in maniera chiara e netta, e sarebbe demenziale perché rinunciare a priori a territori così importanti e anche storicamente per la Lega così importanti, tra l'altro rinunciando senza coinvolgere il territorio. Insomma, io vorrei sperare che un briciolo di leghismo ci sia ancora nella Lega e quindi che immagino che a decidere le candidature di Padova, di Verona, di Vicenza, di qualsiasi altro comune siano i territori, non sia sicuramente una regia romana, perché sarebbe davvero inaccettabile. Se la Lega non vuole cedere ai compromessi regalando i sindaci delle città
capoluogo, dal partito di Giorgia Meloni nessuna parola sulla situazione della possibile trattativa. Il futuro della regione non deve intrecciarsi con le dinamiche romane, prosegue poi Roberto Marcato, fedele allo spirito leghista legato esclusivamente al territorio. Noi non dobbiamo preoccuparci di garantire un nome, noi dobbiamo preoccuparci di garantire un futuro al Veneto e ai veneti. Arriviamo da un'esperienza di Luca Zaia e dei suoi collaboratori, perché non è stato Luca Zaia, appunto. Luca Zaia ha avuto una squadra importante che abbiamo gestito il Veneto con grande passione e con grande competenza. Ecco, bisogna garantire questo. Lo farà Alberto Stefani, lo farà un altro, lo farà un'altra, lo vedremo. L'importante è garantire questo, e per quanto mi riguarda l'importante è che il candidato o la candidata siano della Lega. Io voglio sperare che la candidatura che arriverà in Veneto sia la migliore per i veneti, non per le nomenclature romane, di cui non mi interessa assolutamente nulla. Scontro nel centrodestra che si allarga anche su un tema, quello della sanità, sulle liste d'attesa, in particolare sulla ipotesi del commissariamento della sanità in merito alle liste d'attesa. Dopo le dure parole sabato, l'abbiamo raccontato, del coordinatore veneto di Forza Italia Flavio Tosi, che ha dato ragione al ministro Schillaci, duello ieri sera a ring tra il vice segretario regionale della Lega Riccardo Barbisani e il consigliere regionale di Forza Italia Fabrizio Boron. Sentite. Flavio Tosi ormai c'era scritto in testa che ce l'ha a morte col presidente Zaia. Cosa vuole che lo facciamo? Gli daremo una medicina e lo faremo stare un attimo calmo, però perché ogni questione diventa un pretesto per attaccare la sanità del Veneto, sapendo che la sanità è uno dei temi a cui le persone più tengono, perché quando sei malato purtroppo hai solo quel pensiero in testa e la salute ovviamente diventa tutto, ed è anche uno dei temi più facili sui quali fare campagna elettorale. Mi dispiace perché Flavio Tosi io l'ho conosciuto, l'ho stimato e apprezzato come un politico capace, un amministratore capace, una persona con visione. Ultimamente vederlo ridotto così a me dispiace più per lui che per me, sinceramente. Non vorrei che fosse una senescenza, ecco, con dei tratti problematici in avanti. Gli dico di fermarsi, di stare tranquillo, prima o poi avremo la data delle elezioni regionali e lì faremo la campagna elettorale tranquillamente. Sentire parlare di se uno sta male, se uno è così, gli daremo una medicina, mi verrebbe da dire, e allora al collega e amico Barbisani, se c'è qualcosa che non sono d'accordo di lui, gli darò una medicina così si calma, no? Ecco, mi pare anche un modo un po' poco rispettoso di parlare di un contesto politico che può essere visto di Flavio Tosi. Guarda, il problema è che non ti ho mai sentito parlare così, e se parli così vuol dire che proprio ti ha colpito nel segno, perché parlare di una persona, hai capito, di una persona di fronte, quando non sei d'accordo, dire gli daremo una medicina, io credo, guarda, potrei pensare la stessa cosa tua, cioè darti una medicina quando non sono d'accordo con te, ma invece ho molto rispetto dell'avversario, dell'amico, di chi mi sta dall'altra parte, ho molto rispetto e cerco di parlare tecnicamente del problema. A me non fa piacere che ci sia il problema delle liste d'attesa, non fa piacere se dovesse arrivare un commissario. Io dico solo oggettivamente quello che è accaduto. È stato fatto un decreto liste d'attesa, sono state messe a disposizione centinaia di milioni, è stato votato favorevolmente perché andava bene prendere i soldi per le liste d'attesa, poi se arriva il problema allora non va più bene. Cioè, il problema è, a volte, insomma, ci si fa male da soli, insomma, no? Quando era il momento, perché non si è detto che non andava bene? Perché non si è detto che non andava bene? Ma guarda che nessuno ha mai negato la questione, anche siete arrivati voi a parlare di un problema che non esisteva. Però quando è stato votato il decreto e sono arrivati i soldi per le liste d'attesa, hai due cose da fare: o prendi i soldi e risolvi il problema, oppure se non lo risolvi il decreto ti mando il commissario. Guarda, i soldi sono stati presi e una parte dei problemi delle liste d'attesa è stato risolto. Non tutto, ovviamente. Io non ho mai negato il tema, Fabrizio, ma ti pare, io vivo in questo mondo insieme a te, conosco anch'io le persone in attesa.
Insomma, il dibattito è forte anche sui temi nel centrodestra, staremo a vedere. Torniamo a Treviso, lo dicevamo prima della pubblicità, parliamo di trasporti, via dal 12 maggio, scusate, il servizio a chiamata di MOM per le frazioni di Carbonera da e per il centro cittadino. Continua la rivoluzione del trasporto pubblico destinato a migliorare e adattarsi alle esigenze degli utenti. Sentiamo. I residenti sia di Treviso che di Carbonera avranno modo di spostarsi facilmente in maniera molto più sartoriale, collegare anche quartieri e frazioni e avere magari dei collegamenti anche nei confronti di alcuni siti di interesse, così come l'ospedale Maggiore, che prima invece non erano collegati direttamente. Prenotare il proprio viaggio da 7 giorni fino a 30 minuti prima della partenza è il servizio MOM Plus, che sarà attivo dal 12 maggio in fase di sperimentazione fino a fine anno. Un servizio a chiamata con percorsi e orari flessibili e che andrà a integrare l'offerta già esistente delle linee 7 e 10, collegando negli orari di Morbida anche le frazioni di Mignagola, Carbonera e Pezzan tra loro e con il centro città. Su 15 ore di servizio 6 sono a chiamata, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21. Le prenotazioni possono avvenire con telefono per le persone che non hanno dimestichezza con il cellulare, ma tramite app. Un servizio ampio con 180 fermate e quindi un servizio credo sia a misura di utenza. Saremo di supporto con gli sportelli appunto di supporto digitale che abbiamo presso il Comune di Carbonera, presso la biblioteca del Comune di Carbonera e il Circolo Noi di Mignagola. Un esempio concreto di utilizzo di questo servizio è per esempio recarsi al centro medico di Mignagola dalle altre frazioni, per esempio Pezzan e Carbonera, quindi comodamente dalle 9 alle 12 si potrà prenotare una corsa specifica. Un servizio che è destinato a migliorare e a testare l'affluenza dei passeggeri, come già a Vittorio Veneto, dove si sta affinando, e a Villorba, dove si è visto il raddoppio dell'afflusso di persone che fanno utilizzo dei mezzi pubblici. Una rivoluzione culturale e di approccio al trasporto pubblico che noi auspichiamo e ne siamo convinti possa avere un grande successo, così da far sì che vi sia maggior servizio per i cittadini, maggiore efficienza nel trasporto pubblico, efficientamento delle corse e anche minor traffico veicolare. A San Lazzaro la segnalazione dei residenti e telespettatori, ecovandali e sacchi di immondizie gettati in strada. 10 sacchi di immondizie abbandonati nei pressi della rotonda San Lazzaro, a pochi passi dalla tangenziale di Treviso. Plastica, bottiglie di vetro e persino rifiuti organici sono stati illegalmente scaricati, lasciando un segno tangibile dell'inciviltà di alcuni individui. Gesto che si ripete da tempo e che non è passato inosservato da alcuni residenti. Mai va un pezzo che va avanti così. Una volta ho visto anche una macchina che si fermava a scaricare. Il nucleo antidegrado della Polizia Locale di Treviso ha avviato indagini per identificare i responsabili di questo atto deprecabile, esaminati i rifiuti e le telecamere di videosorveglianza nei paraggi, pur di riuscire a trovare qualche indizio. I residenti nel frattempo sono molto arrabbiati. In passato erano state anche manomesse le telecamere per monitorare il luogo e delle fototrappole. Delle telecamere le hanno spaccate. No, le spostano. E le levano. È complesso individuare i colpevoli, ma chiediamo uno sforzo concreto per riuscirci, affermano con un barlume di speranza i residenti, desiderosi che giustizia venga fatta e che simili episodi non si ripetano. Adesso invece lo sport, partiamo dal volley perché il 5 maggio in piazza Conegliano ci sarà la grande festa per l'8º tricolore dell'Imoco, le favolose Pantere che hanno conquistato l'8º scudetto, il 7º tricolore consecutivo, il 5 maggio, sperando che le campionesse gialloblu tornino quel giorno con l'ennesimo trofeo, parliamo ovviamente della Champions. Sono strafelice di aver raggiunto questo traguardo con questa maglia, sono onorata di indossarla, quindi sono strafelice. 8º scudetto, il 7º di fila dal 2012, il 28º trofeo in 36 finali disputate, e la fame non è finita perché tra 2 settimane c'è Istanbul. Al Palaverde contro Milano non c'è storia neanche questa volta e davanti al pubblico di casa, esploso in una festa memorabile, la Prosecco Doc Imoco si è portata a casa il tricolore e il suo 5º triplete. 3-0 il risultato della partita, 3-0 quello della finale al meglio delle 5 sfide. Abbiamo vinto l'8ª meraviglia, l'8º scudetto, il 7º consecutivo, un risultato importante, credo grazie a tutto un territorio che ci segue, c'è un'alchimia qui dentro, 6.000 cuori, 300 sponsor, 14 Pantere, uno staff, tutti insieme
per arrivare a questi risultati, è bellissimo. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo fino ad adesso, non è ancora finita, però adesso ci vediamo questa vittoria. Non ci si stanca mai, non ci si stufa mai, è sempre bellissimo vincere, è sempre un'emozione, ogni volta è unica ed è diversa. È sempre irripetibile, è stupendo davvero. La festa fino a notte fonda poi all'Imoco Center, ma non c'è tempo di fermarsi. Il 3 e 4 maggio in Turchia, in palio, c'è la Champions League, dove le ragazze di Santarelli ritroveranno proprio in semifinale Milano dell'ex Paola Egonu. La vincente affronterà in finale chi riuscirà a spuntarla tra Scandicci e le padrone di casa, con Conegliano che già si prepara al grande evento. Ci sta anche il maxi schermo in piazza Cima a Conegliano, per cui in bocca al lupo ragazze, complimenti per tutto quello che avete fatto fino ad oggi e grazie perché avete reso ancora una volta il nome di Conegliano importante in Italia e nel mondo, come ormai siete abituati a fare da anni. E in attesa di quella data e di quella, speriamo, festa davvero che completerebbe l'ennesimo trionfo dell'Imoco Conegliano, gli appassionati di sport, in questo caso di calcio, possono godersi sabato alle 22 in diretta su Antenne 3, esclusiva su Antenna 3, la partita delle partite. Barcellona contro Real Madrid, in palio c'è la Coppa del Re, o meglio la Coppa del Rey. Il campo è pronto, l'attesa sta per finire, la partita delle partite, Barcellona contro Real Madrid per la 123esima Coppa del Rey è su Antenna 3, sabato 26 aprile alle 22. Un'esclusiva Media Nord-Est per l'ultimo atto con le rivali di sempre del calcio spagnolo e mondiale. Emozione e suggestioni tutte da vivere perché in una gara così non c'è nulla di scritto. Il favorito Barcellona a caccia del triplete arriva alla prima finale della stagione senza il cannoniere Lewandowski infortunato, ma Flick può schierare Rafinha, Yamal e Torres per supplire all'assenza della sua stella. Mentre i Blancos arrivano all'appuntamento di Siviglia con la voglia di riscatto, vendetta per la sconfitta in Supercoppa e per l'eliminazione in Champions. In una stagione complicata, Mbappé, Vinicius e Rodrigo vogliono regalare ad Ancelotti la soddisfazione della Coppa, mentre inseguono i Blaugrana in campionato. Insomma, non c'è pronostico che tenga, in ballo c'è la rivalità più accesa del calcio e a parlare saranno soltanto i gol. Barcellona contro Real Madrid sabato 26 aprile alle 22 in esclusiva su Antenna 3. Dal grande calcio adesso invece chiudiamo la pagina di Treviso per aprire quella di Belluno. Abbiamo aperto proprio ieri il telegiornale di Treviso con questa notizia terribile, poi con gli altri aggiornamenti nella pagina bellunese parliamo dell'omicidio-suicidio di Oltra di Lamon. La ricostruzione della tragedia col passare delle ore ha assunto contorni, se possibile, ancora più drammatici. Poche ore prima, infatti, dell'orrore, la madre del 17enne ucciso aveva denunciato l'ex marito per le violenze subite, la tensione alle stelle in casa e poi la furia dell'uomo che si è abbattuta sul ragazzo. Dietro al terribile fatto di cronaca che ha sconvolto l'intera comunità lamonese, le tensioni accumulate da tempo all'interno della famiglia. Martedì pomeriggio Vladislav Gaio, saputo che l'ex moglie si era recata dai carabinieri per denunciarlo per violenza, avrebbe scaricato la sua rabbia dapprima contro il figlio di 17 anni, pugnalandolo a morte. Poi avrebbe rivolto contro se stesso una pistola da macellazione, uccidendosi. Una duplice tragedia che assume contorni ancor più inquietanti col passare delle ore, che ha sconvolto la frazione di Oltra, poche case, nemmeno una quarantina di residenti. Non avrei pensato che avesse fatto così. La settimana scorsa ha comprato una moto lì che non c'è neanche la patente, tutto quanto, 1100 qua via. E non so, lui era uno che voleva essere bello fuori e si vede che era cattivo dentro. Poche auto di passaggio sulla strada che conduce a Lamon. Davanti alla casa dove si è consumato l'orrore una pattuglia dei carabinieri vigila l'area posta sotto sequestro. Qualcuno ha deposto davanti al cancello 2 rose di colore rosa, avvolte da un cellophane intriso di gocce di pioggia che paiono lacrime. Il silenzio spettrale. Non si sentivano mai, io se vedevo lei quando partivo ad andare a lavorare o qualche volta qua giù al bar Ponte Oltra. Sulle salme di Riccardo, di appena 17 anni, e del padre Vladislav, la procura di Belluno ha disposto accertamenti medico-legali.
Dall'esito delle autopsie si potrà stabilire con esattezza la dinamica che ha generato l'omicidio-suicidio. Il ragazzo aveva frequentato le scuole dell'obbligo alla Mon, poi, come sovente accade per i giovani di quella comunità, la decisione di proseguire gli studi nella vicina provincia di Trento, a Fiera di Primiero. Ma il percorso scolastico si era interrotto. Riccardo aveva iniziato a lavorare e da poco tempo anche il padre aveva trovato un'occupazione. Ultimamente lavorava anche lui. Altrimenti prima? Prima una volta lavorava e dopo non lavorava e dopo era lei più che sia che si faceva il fondello e tutto quanto. Inevitabilmente la comunità lamonese che è sotto shock, incredula per un fatto così terribile. È un momento difficile. Un momento difficilissimo e che mai ci saremmo aspettati di dover vivere. Ovviamente il primo momento è di sconcerto anche per il sindaco e poi subentra la preoccupazione di essere in grado di tutelare la propria comunità. È comprensibilmente scosso il primo cittadino di Lamon. Martedì pomeriggio l'eco di spari si è propagato fin sull'altopiano, squarciando la serenità del paese, incredulo e attonito. I rilievi dei carabinieri nella casetta a 2 piani, proprio all'ingresso della frazione di Oltra, si sono protratti lungamente martedì fino a notte fonda. Il via vai di persone con paesani incessante. Penso che non abbia dormito nessuno questa notte, semplicemente perché non è qualcosa di spiegabile, non è di notizie brutte capita di sentirne anche della nostra comunità, ma una cosa del genere una persona non è in grado di spiegarcela, se poi deve anche pensare di spiegarla ai bambini non so come si possa fare, insomma. Perché il pensiero del sindaco è per chi resta, una madre e una figlia dodicenne, private in modo brutale di Riccardo, il loro affetto più caro. È attorno a loro che la comunità si sta stringendo, sospinta dall'iniziativa del primo cittadino e del parroco del paese. Il pensiero adesso è quello di tutelare la privacy di chi è rimasto, cercare di fare in modo che possano vivere il loro dolore e provare a trovare il modo di accompagnare anche i bambini di questa comunità. Cambiamo argomento, parliamo dell'importanza dei defibrillatori per salvare le vite umane. Un defibrillatore può salvare la vita, ma devono esserci, disponibili H24, si deve sapere dove sono, bisogna saperli usare. Ecco come e perché nasce un censimento voluto in provincia dai club dei Lions. La speranza è quella di riuscire a coprire il territorio con un numero di defibrillatori esterni, perché devono essere accessibili 24 ore, di riuscire a coprire il territorio provinciale e quindi essere pronti a avere appunto questi mezzi pronti a supplire a qualsiasi evenienza. Abbiamo fatto una collaborazione assieme al Lions Club per andare a mappare il numero di dispositivi presenti in provincia di Belluno. La risposta da parte dei sindaci è stata ottima, abbiamo quindi una copertura buona e da qui questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché da qui dobbiamo continuare a mappare la situazione e a capire come intervenire, dove bisogna intervenire maggiormente per rendere ancora questo territorio ancora più sicuro dal punto di vista medico sanitario. Dei 60 comuni della provincia, in 42 hanno comunicato la presenza di almeno un defibrillatore nel proprio territorio. Da 9 si attende una risposta, altrettanti non ne hanno uno e, come è nello stile dei Lions, ci si attiverà perché lo possono avere. In caso di emergenza il 118 informa chi chiama di dove si trova l'apparecchio più vicino e guida il cittadino ad utilizzarlo sulla persona infartuata, come è accaduto per esempio a Cortina d'Ampezzo, Puos e Lentiari. È un percorso quello della
città, provincia, territorio cardioprotetto, come si usa dire in questi tempi, che non ha mai una fine, nel senso che le azioni, i progetti che si possono mettere in atto per sviluppare al meglio una rete dell'emergenza e dell'urgenza, in tema cardiocircolatorio in questo caso, non ha mai fine. Invece è finito il telegiornale di Treviso, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.